Bello Giubio al debutto dal primo minuto, insomma, in una gara importante contro una squadra importante, grande prestazione al di là del risultato. Ciao a tutti, intanto grazie. Sì, è stata una bella partita, è stato difficile, essendo la mia prima partita completa in Serie A. È un ritmo diverso, cambia tanto dall'allenamento alla partita, quindi pensavo fosse più facile, però dai, sono abbastanza soddisfatto, so che posso fare di meglio e sono sicuro che migliorerò e crescerò allenandomi sempre meglio. Senza ombra di dubbio gli allenamenti, il lavoro però non passa inosservato, diciamocelo subito, no? Al di là della gara di questa sera, lunedì inizia una nuova avventura importante che insomma nazionale Under 23. Sì, per me è un sogno, è sempre stato un sogno, la nazionale è quello che tutti ambiscono, quindi per me è un privilegio esserci e non vedo l'ora di partire, domani partiamo e spero di essere pronto quando il mister mi chiamerà e darò ovviamente il massimo come sempre. Ovviamente questo comporta lavoro mentre gli altri sono qui per Pasqua a riposarsi, però insomma è sicuramente una grande soddisfazione. Ritornando al Forte dei Marmi, al netto che te sarai in giro per l'Europa a giocare questi europei, insomma ci aspetta un playoff importante fin da subito perché insomma le squadre che si sono qualificate non sono squadre da poco. Sì, sicuramente sarà un bellissimo finale di stagione, non vedo l'ora di iniziare e sicuramente la squadra è carica e motivata e non vedo l'ora che cominciano le prime partite. Bene Raffaele, io ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi, ciao a tutti, grazie.